Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora sapete che in quel fumetto propagandistico che è la politica secondo Ellie, la politica nel mondo di Ellie, c'è un eroe incontrastato, che è il guru di tutti i progressisti 5.0, Pedro Sanchez. Ormai il mantra da quelle parti è fare come Sanchez, che è quello, per capirci, che pochi giorni fa si è recato in Cina ad omaggiare il compagno Xi Jinping, dicendogli: ci aspettiamo che la Cina intervenga negli scenari di crisi per tutelare il diritto internazionale. Cioè ha chiesto al capo di un totalitarismo che nel suo territorio ha 1400 laogai, cioè campi di concentramento, di tutelare il diritto internazionale, per dire la lucidità dell'ultimo eroe, dell'ultimo papa straniero, diciamo, della sinistra nostrana. Ebbene, Ellie era intervenuta al Global Progressive Mobilization organizzato proprio da Sanchez a Barcellona, aveva lì il suo idolo, è andata in ansia da prestazione, ha voluto esagerare, diciamo, perché nella ininterrotta apologia di Sanchez, che è ormai la piattaforma di Ellie, ha preso una sonora cantonata su un tema serio che esce dal fumetto, e cioè la crisi energetica, il rincaro dei prezzi, le politiche per contrastarla. Ha detto davanti al pubblico amico Ellie Schlein, l'Italia, in Italia il prezzo dell'energia è di 180 euro megawattora e di 18 in Spagna, cioè da noi costa 10 volte di più. E questo nonostante la Spagna 6-7 anni fa fosse in una situazione simile alla nostra, solo che poi il suo eroe Sanchez ha fatto molto velocemente una politica industriale di sviluppo delle, parola magica, rinnovabili, che ha portato risultati incredibili molto in fretta ed è riuscito a ridurre velocemente il prezzo delle bollette, cosa che bisognerebbe fare anche in Italia. Quindi appuntiamo che per Ellie bisogna fare come Sanchez in Italia. Benissimo, allora bisogna fare due cosine non esattamente di dettaglio, che non si incastrano esattamente nella piattaforma del campo largo. E sì, perché sono due dettagli che Ellie ha omesso nel suo discorso. Anzitutto ha omesso il ruolo centrale dell'energia nucleare in quel mix energetico che ha permesso alla Spagna di avere le performance che lei ha riassunto. E sì, perché l'energia nucleare in Spagna garantisce il 20% della produzione di energia totale, il 20%, con 7 reattori operativi in 5 centrali attive. Cioè la Spagna ha ottenuto i risultati di cui sopra, anche grazie a una scelta che precede l'attuale governo, di sdoganamento del nucleare avanzato, civile, pulito, di ultima generazione, che copre il 20% dell'energia, Ellie, altro che pale eoliche. E poi c'è l'altro elefante nella stanza, che non si può non nominare, per cui il governo di Sanchez ha aumentato in modo significativo gli acquisti di, rullo di tamburi, gas russo. E anche qui sono numeri. Se ne può avere il parere geopolitico che si ritiene, ma il numero è quello. Solo nel marzo scorso la Spagna ha acquistato circa 355 milioni di euro di gas russo, più 124% rispetto al mese precedente, cioè un'impennata di acquisto di gas russo, che attualmente rappresenta circa il 26% del totale delle importazioni spagnole di gas liquido. E sospettiamo che anche questo abbia avuto un effetto sulla politica energetica, sulle bollette e sul contenimento dei costi. E questi due elementi decisivi rispetto alla politica energetica spagnola, Ellie li ha rimossi dal tavolo, spendendo la parola chiave rinnovabili, così erano tutti contenti, sono potuti andare a fare l'aperitivo della ZTL. E no, se vogliamo fare come la Spagna ci sono due fronti da aprire subito. Stando alla cronaca, il primo è il nucleare, il secondo è l'acquisto
massiccio di gas russo. Questo fa Sanchez. Quindi, Ellie, se vuoi fare come Sanchez, abbi il coraggio di raccontare il Sanchez vero e di uscire dal fumetto. Grazie a tutti.